Cartesio diceva cogito ergo sum, penso dunque sono. Il ragionamento della scuola di medicina di Padova va addirittura oltre. Siamo dunque chiediamo, siamo l'eccellenza di una ricerca universitaria d'avanguardia riconosciuta a livello internazionale sul solco della tradizione di un'accademia di indiscussa fama. Dunque chiediamo alla Regione alcune modifiche per lo sviluppo del sistema sanitario. Le proposte sono irrinunciabili, parola che suona perentoria ma che dà l'idea della convinta decisione con cui la scuola di medicina di Padova, forte della sua storia, del suo prestigio e della complicità con l'Ateneo e con l'azienda ospedaliera, gioca le sue carte. Carte che somigliano a un poker di assi. Sul piatto c'è più di un centinaio di posti letto su cui, in un più vasto progetto di rinnovamento delle unità operative complesse, l'azienda patavina vuole e deve poter contare. Ed è questa la proposta, più posti letto rispetto a quelli già assegnati dalla Regione Veneto, una proposta irrinunciabile. Non abbiamo bisogno di un'assegnazione fissa di posti letto in più, abbiamo bisogno di poter contare sull'attivazione di posti letto numero superiore rispetto al piano, in ragione di quanti pazienti riusciremo ad attrarre perché provenienti da altre regioni o addirittura da altre nazioni europee. Insomma, l'azienda ospedaliera deve poter contare su più di un centinaio di posti letto da assegnare in modo flessibile sulla base delle necessità, oltre a quelli fissi già attribuiti dalla Regione Veneto. E questo per vincere la sfida dell'attrattività. In effetti, assistenza, chirurgia e trapianti a Padova richiamano migliaia di potenziali pazienti non solo da tutto il Veneto, ma da tutta Italia, per non dire da tutta l'Europa. E allora non ci possono essere compromessi. La Regione Veneto adesso è chiamata a dare una risposta alla scuola di medicina e a una proposta a cui non si può dir di no.